L'Infopoint sarà il primo luogo dove una persona può avere tutte le informazioni indispensabili alla sua permanenza italiana ed essere indirizzato anche a tutte ovviamente le profilassi e gli adempimenti sanitari. Ai fini della prima accoglienza stiamo convertendo in questi minuti le nostre due strutture che servivano per le quarantene Covid, il Covid Hotel di Via Liri a Genova e la struttura di Villa Riviera a Savona, che sono al momento disponibili, salvo poi ovviamente da lì transitare al sistema CAS della Prefettura. Liguria Digitale sta già lavorando per la costruzione di una pagina web su tutti i principali siti delle istituzioni regionali, in cui si troverà ovviamente tradotto tutte le indicazioni a cui un cittadino ucraino che dovesse giungere nella nostra regione deve fare riferimento, e inoltre un numero verde ovviamente a disposizione per esigenze personali o per interposta persona. Il sistema sanitario sta lavorando per mettere in atto tutte quelle misure di sanità pubblica volte a garantire ai cittadini ucraini o coloro che sono stati coinvolti nella crisi ucraina, da un lato un percorso che abbiamo ascoltato essere un percorso di accoglienza, dall'altro quelle misure che permettono attraverso il testing e attraverso le vaccinazioni la massima sicurezza per loro e per l'intero sistema. È infatti previsto per i cittadini ucraini o per coloro appunto coinvolti nella crisi ucraina, da un lato gli standard garantiti dal nostro piano nazionale prevenzione vaccinale, dall'altro l'offerta del vaccino Covid, fermo restando la norma prevista dall'attuale normativa del tampone antigenico molecolare per accedere alle strutture stesse.